Buongiorno, sono Bobbio 21 anni, scusate, e faccio il gigolo. Oggi parliamo del Kama Sutra. Qual è la tua posizione? Dimmi qualche bella, su col ciuffo questa cavalla. Mi piace il ciuffo, questa è la mia posizione preferita, si chiama verticale a 95 gradi, cioè sarebbe praticamente quando tu non vedi più lui non vede più te, però lo state facendo nello stesso momento. Perché noi siamo degli opinionisti fantastici e anche perché io quando di solito lo sto facendo il Kama Sutra lo sfoglio per vedere cosa farò nei 5 minuti successivi. A parte questo vorrei salutare il fantastico figlio della mia bellissima professoressa Pompiglio. Ciao Carletto, il risico lo usiamo un'altra volta. Dico anch'io ciao. Hai interrotto una sessione bellissima di programma con la tua faccia di merda. Grazie mille Coccabella. Coccabella ci chiami a Carabella. Io mi chiamo Scifolone. Quante cappie. No. In questo momento sto avendo moltissima paura di quest'uomo che mi sta veramente. Tu cosa vuoi? No, Maria, io ho da dire una cosa. In quel preciso luogo vi è un bellissimo esemplare di Australopithecus. Dai! Cosa dici? Però se vogliamo esaminare la fauna abbiamo bellissimo piccolo esemplare ancora identificati. Qua un mangia banane, qua una scimmia del Cancaluca che si sta facendo sbucciare, il pelo della scella incombe e qua degli accoppiamenti tra porcioni albini. E adesso andiamo ad esplorare la fauna esterna che ci interessa moltissimo. E a parte questo, c'è fotocopie! Ilario! E dopo aver esaminato questo bellissimo amore tra le scimmie albine, bionde e platino, e gente con le stampelle, noi possiamo